Buongiorno a tutti. Dunque, al terzo giorno di occupazione nel pozzo di Nuragi Figus è ormai altissima la tensione tra i minatori e questa mattina c'è stata anche una movimentata conferenza stampa proprio a pochi metri dal luogo in cui si trova l'esplosivo. Un sindacalista si è ferito ad un polso ed ora si trova in ospedale. La cronaca di queste ultime concitate ore nel nostro servizio. Perché se qualcuno qui ha deciso di ammazzare le famiglie dei minatori, signori, ci tagliamo noi, Ci tagliamo noi, Si è ferito con un coltello ad un braccio, fermato dai colleghi è caduto in terra sanguinante, ora è ricoverato in ospedale. Ha perso la testa Stefano Mieletti, minatore e rappresentante sindacale. È il segno evidente di una protesta che sale nei toni e che trasforma la rabbia dei minatori di Nuragi Figus in disperazione. Questa mattina, dopo la terza notte di occupazione nei pozzi, i lavoratori avevano convocato i giornalisti per una conferenza stampa ad altissima tensione, a 400 metri di profondità di fronte alla casermetta dove sono custoditi gli esplosivi, 690 kg, utilizzati normalmente per gli scavi. Fatele girare tra di voi, fatele girare e leggetevele. Sono i documenti sull'esplosivo contenuto nella miniera. La tensione, dicono, è alta non solo nel pozzo occupato, ma in tutto il polo industriale di Portovesme. In questi ultimi 10 anni abbiamo perso 7.000 posti di lavoro. Non siamo più disposti a perderne neanche uno. Il governo giudica insostenibile il progetto di riconversione che richiederebbe 250 milioni di euro di risorse pubbliche all'anno per 8 anni, ma l'esecutivo nazionale assicura anche che nessun lavoratore sarà abbandonato, una notizia che però i minatori non hanno digerito. Dopodomani a Roma la riunione è attesa al Ministero dello Sviluppo Economico, mentre nel Sulcis Iglesiente la protesta dei minatori e degli altri operai di Portovesme non sembra arrestarsi.